Buongiorno, i titoli. A Messina l'interrogatorio di Stefano Argentino inchiodato dalle telecamere per il femminicidio di Sara Campanella. I familiari della vittima chiedono per lui l'ergastolo. Il post sui social della mamma di Sara: solo buio abisso, bisogna sempre denunciare. Per un vicino di casa la ragazza era la vita. Rabbia e dolore tra gli studenti in piazza a Messina, dicono basta e chiedono giustizia. A Partinico, agli arresti domiciliari, 2 fratelli Failla accusati di aver pestato a morte il fruttivendolo che difendeva il figlio durante una lite per un sorpasso azzardato. La crisi della sanità, la CGIL denuncia la carenza di 4.000 medici, accusa il governo. Anche la procura di Trapani si occuperà dell'inchiesta sui referti istologici che ha provocato lo scandalo all'ASP. Nella giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo, Catania si colora del blu delle panchine che diventano simbolo per ricordare che la diversità è ricchezza. A Caltanissetta l'iniziativa dell'Out Café con una tazzina gratis per tutti. Catania, disastrata e allagata la nuova pista ciclabile in via Domenico Tempio, già con enormi pozzanghere, incompleto pure il tracciato di via Santa Sofia. Calcio, il Palermo lavora per la gara di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Pierozzi in dubbio ma torna Verre. Il Catania blinda la difesa, risale la classifica e la sfida di domenica alla capolista Avellino riaccende l'entusiasmo della tifoseria. Eccoci, buongiorno. Dunque stamattina a Messina l'interrogatorio di Stefano Argentino inchiodato dalle telecamere per l'omicidio di Sara Campanella. I familiari della vittima chiedono per lui l'ergastolo. Venerdì al Policlinico l'autopsia sul corpo della studentessa universitaria. E arriva anche l'intervento dell'arcivescovo di Palermo Lorefice che dice la violenza è fallimento. Sentiamo Francesco Triolo. È distrutta la famiglia di Sara, chiede l'ergastolo senza attenuanti per Stefano Argentino, il 27enne di Noto, fermato con l'accusa di aver accoltellato e ucciso davanti a decine di testimoni la collega e che questa mattina nel carcere di Gazza è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia alla presenza dell'avvocato Raffaele Leone, che in passato ha assistito la famiglia del ragazzo in alcune cause civili ma che già ha annunciato che non accetterà l'incarico, la sua presenza a Messina solo per motivi tecnici. Interrogatorio lunghissimo per spiegare quei messaggi mandati per lungo tempo e di continuo, le avanza alla ragazza che lo ha sempre respinto e poi la fuga sino a Noto alla casa vacanza gestita dai suoi genitori dopo quel gesto sotto l'occhio delle videocamere di sorveglianza della zona e davanti a diversi passanti. Il 27enne si sarebbe avvicinato alla vittima che aveva seguito fin dall'uscita dal Policlinico dove la studentessa faceva il tirocinio e l'avrebbe raggiunta. I due hanno avuto una discussione accesa, poi lui l'ha aggredita, l'ha coltellata ed è fuggito. Decisive infatti per la ricostruzione dell'omicidio sono state le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena e le immagini delle telecamere piazzate nella zona. Nel carcere di Gazzi, oltre 3 ore di colloquio con i magistrati che intanto hanno disposto l'autopsia sul corpo di Sara, che dovrebbe essere eseguita domani. Solo dopo il corpo potrà essere consegnato alla famiglia per darle l'ultimo saluto. A Messina in migliaia ieri sera hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo di Sara Campanella organizzata dagli studenti che chiedono giustizia. Francesco Triolo, sempre. Centinaia di cartelli, la rabbia ma anche il silenzio e il dolore. In migliaia ieri sera si sono ritrovati alla fiaccolata in ricordo di Sara Campanella organizzata a Messina all'interno della Galleria Vittorio Emanuele da UDU, non una di meno, e Rete Studenti Medi. Una manifestazione partecipata con il nodo in gola per tutti, striscioni e cori per dire basta ai femminicidi, per esprimere solidarietà alla giovane studentessa. Il suo nome, Sara, scandito più e più volte. Ma non c'erano solo studenti, c'erano anche uomini, donne, intere famiglie, insieme perché la lotta alla violenza di genere si può combattere solo così. Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce, è lo slogan che ha accompagnato l'intera manifestazione. Si sono alternati interventi da parte dei rappresentanti delle associazioni studenti di tutte le età. Quello che dovremmo fare tutti noi ora
è cercare di risvegliare la nostra riflessione e cercare di svegliare la nostra coscienza per arrivare a non far finta di niente quando un amico fa un commento eccessivo su una donna, quando un amico mostra troppa pressione su una donna. Dobbiamo andare dai nostri amici che fanno commenti patriarcali e dobbiamo dire: non ti permettere più. Domani sera altra fiaccolata organizzata dall'Università di Messina, alla quale ha voluto aderire anche il Comune. Prima un momento di preghiera sulla scalinata del rettorato, quindi un corteo sino a Piazza Unione Europea. C'è solo buio e abisso, bisogna sempre denunciare. Questo è il post della mamma di Sara a Portella di Mare, dove abita la famiglia. Sono giorni di lutto. Un vicino di casa dice: Sara era la vita. Sentiamo Marco Gullà. Sara non parla più, non ride più, è fredda, non c'è più colore, non c'è più il nostro sole, non c'è più la brezza del mare che tu amavi tanto, c'è solo buio e abisso. Bisogna sempre parlare per denunciare. Lo scrive su Facebook Setti Zaccaria, la madre di Sara Campanella. E oggi Portella di Mare, frazione di Misilmeri, dove vive la famiglia di Sara, è un paese a lutto. Il dolore avvolge tutta la comunità. La comunità è triste. E la comunità perde una sua cittadina e la perde in un modo un pochettino tragico e brutto. Parliamo di femminicidio, una ragazza che viene appunto assassinata, non è una bella notizia. La comunità è scossa, nonostante, mi preme dirlo, in questi anni si è fatta un'attività sempre di prevenzione con le scuole, non sono mancati i momenti con le parrocchie, con le comunità, con le forze dell'ordine di sensibilizzazione. Una ragazza da 1000 risorse, era una ragazza educata su tutto, niente da dire. Lei era sempre sorridente, sempre una parola di gioia, sempre una parola fresca come era lei, come il suo sorriso. In lontananza riecheggia il rintocco delle campane. Il paese adesso si prepara per rendere l'ultimo saluto a Sara e stare accanto alla famiglia. Per Sara era un mostro Stefano Argentino. Nel suo comune di origine Noto invece viene descritto come un ragazzo riservato per bene. Francesco Aloi. Lei è un vicino di casa, Stefano lo avrà visto più volte. L'ho visto più volte e non avevo, ragione di dubitare che si trattasse di un ragazzo ordinato e per bene. L'efferatezza con cui avrebbe ucciso Sara nessuno poteva mai immaginarla. Per la ragazza era un mostro, così lo definiva con le amiche. A Noto, invece, Stefano Argentino viene descritto come un ragazzo per bene. È stato compagno di scuola di mia figlia, la grande, alle elementari. Ma era la famiglia per bene, un ragazzo sensibile. Sarebbe un ragazzo riservato e dimostrazione ne è anche il suo profilo Instagram. Soltanto un post con alcune foto di un viaggio a Melbourne di diversi anni fa. Profilo che in queste ore, mentre il presunto assassino è in carcere, è bersagliato da decine e decine di commenti. Siamo sconvolti perché proprio sia la mamma sia il papà, gente proprio veramente per bene. Eppure, nonostante tutto, secondo chi indaga ha avuto la forza di accoltellare la ragazza conosciuta all'università, di cui si sarebbe invaghito. Un sentimento però quasi certamente non ricambiato. Per 20 anni ha coordinato il pool antiviolenza del Tribunale di Catania in reati in cui le vittime sono soprattutto le donne. Marisa Scavo dice devono scendere in campo anche gli uomini. L'ha sentita per noi oggi Lorena Dolci. 2 anni di stalking, di attenzioni morbose e, come ha detto la Procura di Messina, nessuna denuncia. Ecco perché le giovani donne, le donne hanno paura di denunciare. Devo dire che molto spesso non è la paura di denunciare, molto spesso avviene che non hanno la percezione di quello che subiscono. Nel caso della ragazza di Messina si è verificato proprio questo. Anche il padre di Giulia Cecchettin, sentito, interpellato in questi giorni, ha detto di non sottovalutare questi campanelli d'allarme. È proprio così, i campanelli di allarme si devono immediatamente percepire e mai pensare che
che questi eventi tragici possono succedere solo agli altri e non a se stessi. Marisa Scavo ricorda che oltre alla denuncia esiste anche l'ammonimento da parte del questore. Le vittime possono ricorrere all'istituto dell'ammonimento, che è un istituto molto efficace perché si esorta il soggetto a sottoporsi ad un programma di recupero per la fuoriuscita dal circuito della violenza. Non solo, ma l'ammonimento diventa una circostanza aggravante e rende il reato di stalking procedibile d'ufficio, anche se è stato emesso nei confronti di una vittima diversa da quella che la subisce in un determinato momento. Il codice rosso ha fatto tanto, ma non è solo questione di inasprimento delle pene. Io dico sempre che per contrastare veramente questo fenomeno culturale occorre un cambiamento culturale, devono scendere in campo anche gli uomini. A Partinico gli arresti domiciliari, 2 fratelli accusati di aver pestato a morte il fruttivendolo che difendeva il figlio durante una lite per un sorpasso azzardato. Oggi l'autopsia sul corpo della vittima. Manlio Viola. Sono gli arresti domiciliari Antonio e Leonardo Failla, i 2 fratelli accusati di aver causato la morte di Gioacchino Vaccaro, fruttivendolo di 45 anni, al culmine di una lite stradale a Partinico nella quale la vittima difendeva il figlio. Non avremmo mai voluto che accadesse, hanno detto durante l'interrogatorio di garanzia al GIP Marco Petrigni. I 2 hanno confermato di essere stati loro a colpire Vaccaro, ma hanno anche raccontato una versione diversa della lite di strada che ha portato alla tragedia. Tutto inizia da un sorpasso azzardato, una parola di troppo al volante e le auto che si fermano. Secondo il racconto dei fratelli Failla, autori del sorpasso, subito dopo sarebbero stati aggrediti dal figlio di Vaccaro. Ne sarebbe scaturita la rissa nella quale sarebbe poi intervenuta anche la vittima per difendere il figlio. Nella bolgia anche Gioacchino Vaccaro sarebbe stato colpito con calci e pugni. L'uomo si presentava in ospedale poco dopo e in seguito, mentre già era ricoverato, collassava. L'ipotesi accusatoria è che la morte sia conseguenza indiretta delle lesioni dovute ai colpi subiti, ma questo dovrà essere confermato dal referto autoptico. Ora i 2 fratelli dai domiciliari invocano l'autodifesa. Quale che sia la verità sul come si sono svolti i fatti, resta la tragedia assurda della morte di un uomo che difendeva il figlio durante una lite scaturita da un sorpasso, una assurda lite di strada. A Gela un 27enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di arma clandestina e ricettazione. L'uomo è accusato di essere coinvolto nella sparatoria avvenuta nel luglio del 2024 vicino a un'area di servizio in cui è stato ferito alle gambe un 33enne. All'origine dell'aggressione a colpi di pistola ci sarebbe una rissa avvenuta poco prima in una discoteca. Andiamo allo scandalo della sanità in Sicilia. Trapani è solo la punta dell'iceberg. La CGIL accusa il governo e il sistema sanitario è al collasso, dice. Mancano 4.000 medici, allarmanti i dati del PNRR. Intanto sarà la Procura di Trapani che si occuperà dell'inchiesta sui referti istologici che ha provocato appunto lo scandalo all'ASP proprio di Trapani. Sentiamo Eva Spampinato. Noi oggi abbiamo un sistema sanitario che non garantisce affatto il diritto alla salute. La CGIL siciliana si scaglia contro il governo e lancia un pesante atto d'accusa riguardo alla sanità nell'isola. Carenze d'organico, inefficienze, la politica che sceglie i manager, i fondi del PNRR che non vengono spesi. Il caso di Trapani è solo la punta dell'iceberg, come commenta Buongiorno Sicilia il segretario regionale della CGIL Mannino. Abbiamo la mancanza di 4.000 medici e infermieri nella nostra regione. Non possiamo immaginare di dare una risposta sul diritto alla salute se non facciamo un piano straordinario di assunzione che è sempre più necessario. Non è avvenuto nessun intervento nel rafforzamento della medicina del territorio, nessun rafforzamento della digitalizzazione, della telemedicina. Il sindacato ha anche diffuso uno studio sui fondi del PNRR destinati alla sanità siciliana. Quasi 1 miliardo di euro destinati alla Sicilia per costruire case della salute ed ospedali di comunità. Di queste 43 case ospedali di comunità che andavano costruite, 21 ancora debbono iniziare i lavori. Quindi questo significa che noi su quasi 1 miliardo di euro rischiamo di non spendere almeno il 50% di queste risorse. Questo è delittuoso. Intanto sarà la Procura di Trapani che si occuperà dell'inchiesta sui referti istologici. La Procura ha avocato a sé il fascicolo aperto dai colleghi di Marsala per competenza territoriale
Mondiale, dove si è registrata la condotta omissiva. La vicenda è quella legata agli esami istologici non refertati per tempo e che ha provocato di fatto il mancato e tempestivo intervento medico su pazienti oncologici. Ne sono stati accertati ben 356. Nella giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo, anche Catania si colora del blu delle panchine che diventano simbolo per ricordare che la diversità è ricchezza. A Caltanissetta l'iniziativa dell'Out Café con una tazzina gratis per tutti. Roberta Lunghi. Si colorano di blu tante panchine anche nella città di Catania nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Un piccolo gesto per ricordare che la diversità è ricchezza e che ogni voce merita di essere ascoltata. Molteplici le iniziative a Catania, da via Plebiscito con Autenticamente, che ha inaugurato un parco esterno al centro, alla panchina blu di Piazza Lincoln voluta dal sindacato CISL, fino al parco Vulcania in Piazza Aldo Moro, luoghi di inaugurazione che diventano il luogo di incontro di chi convive con l'autismo e ne sviscera le difficoltà. Ci sono le giornate quando è oppositivo, quando è provocatore, sono tante le cose e qualche volta subentra anche l'aggressività. C'è poca inclusione nelle scuole, pochissima inclusione, perché alcune volte i bambini vengono emarginati e non è giusto. La panchina blu come simbolo di inclusione, ascolto e consapevolezza che ambisce alla condivisione di una tematica che diventa cara a chi ha fatto della diversità un valore, come all'Out Café di Caltanissetta. Fabio Ruvolo, presidente della cooperativa che ha dato vita alla caffetteria gestita da lavoratori con spettro dell'autismo ma anche portatori della sindrome di Down, vara un'iniziativa speciale, caffè gratis per tutti. Che vogliamo dare una dimostrazione chiara, non tanto del gratis, che sicuramente farà piacere, ma quando invece sull'aspetto che cambia, non assistenziale il nostro modello, ma propositivo. Quindi siamo noi che offriamo un caffè grazie al lavoro dei nostri ragazzi. Ci fermiamo una breve pausa, poi a Catania con il flop delle piste ciclabili. Eccoci su, vi do notizia di un tech di agenzia appena arrivato in redazione a proposito dell'omicidio della giovane universitaria a Messina. Ha ammesso i fatti che gli vengono contestati e dunque ha confessato, ha risposto a qualche domanda, ma non ha spiegato cosa lo ha spinto ad aggredire la ragazza. Si è certo reso conto della gravità dei fatti ed è estremamente prostrato, l'ha detto l'avvocato Leone, legale di Stefano Argentino, il 27enne accusato e fermato per l'omicidio della collega universitaria, lo sapete, Sara Campanella. Non so dire se è pentito, ha aggiunto il legale del giovane, ed è molto chiuso. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Dunque a Catania, disastrata e allagata, la nuova pista ciclabile di via Domenico Tempio somiglia più a un percorso a ostacoli, in bella evidenza anche enormi pozzanghere. In completo pure il tracciato di via Santa Sofia e non mancano le polemiche. Tonino De Mana. Allagata, disastrata, ad ostacoli con incomprensibili saliscendi a Catania. La pista ciclabile di via Domenico Tempio è un concentrato di pericoli, dove gli amanti delle due ruote fanno a gara, ma ad evitarla. Splende il sole in via Domenico Tempio, ma di ciclisti non si vede neanche l'ombra. Dopo oltre mezz'ora d'attesa all'altezza di Faro Biscari appare un ciclista spaesato e disorientato. È costretto a scendere per proseguire, il perché lo raccontano le immagini. Queste piste ciclabili vengono mantenute in maniera molto approssimativa, forse anche la progettazione ne è colpevole. Stare in una pista ciclabile e poi finire in mezzo alle macchine non è la migliore delle idee. L'altra pista ciclabile di via Santa Sofia è invece un cantiere aperto, dove però mancano gli operai. Non le manda a dire il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. Praticamente via Santa Sofia non si sa più nulla, è il silenzio assoluto, ma la cosa più grave, ripeto, è che in mezzo alla pista troviamo la rete, dei paletti di ferro insomma per delimitarla, ma tutto è stato praticamente abbandonato. Tempi di consegna non precisati per buona pace di chi si sposta in bici o per chi crede ancora in questa città alla mobilità sostenibile. Nel frattempo la pista ciclabile è diventata un parcheggio abusivo.
E torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Trantino, in diretta su Telecolor, oggi dopo il TG alle 14:30 per le vostre domande, segnalazioni e lamentele. Scrivete al numero di WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor appunto alle 14:30 con un ampio spazio dedicato ai vostri messaggi. Sempre meno coppie decidono di mettere al mondo un figlio nel 2024. In Sicilia meno nascite, più decessi. Sentiamo Francesco Loi. Già da qualche anno al di sotto dei 5 milioni, gli abitanti in Sicilia sono sempre meno, un dato che guardando al futuro preoccupa e non poco. Preoccupa perché stiamo andando incontro a un vero e proprio suicidio demografico che è ancora più allarmante nelle zone interne della nostra regione. Gli ultimi dati Istat ne danno conferma, sono più i decessi che le nascite. Nel 2024 in tutti i capoluoghi il saldo naturale è in negativo, significa che il dato riferito alle nascite è più basso di quello dei decessi e in alcuni casi viene anche doppiato. Sì, è una tendenza che purtroppo continuerà anche nel futuro e che è necessario invertire nel più breve tempo possibile. Non sarà possibile farlo però purtroppo in tempi brevi perché il numero delle potenziali madri continua a diminuire. Ed è allarme rosso. Per questo è necessario che si intervenga subito, non a parole, ma con i fatti. La pubblica amministrazione non comprende purtroppo che il costo dei figli non può essere sopportato solo dalle famiglie. È provato che la prima causa di povertà in Sicilia, insieme alla perdita di lavoro, è la nascita di un figlio. Quindi di concreto il governo cosa dovrebbe fare? Dovrebbe mettere in atto misure che aiutino innanzitutto i giovani a restare nella nostra terra. Perché se il trend non dovesse cambiare, la Sicilia rischia di diventare terra di pensionati e turisti e i giovani vanno via. Una breve pausa, poi la pagina del calcio con il Palermo che si prepara per la gara di domenica al Barbera contro il Sassuolo, il Catania invece sempre domenica che giocherà con la capolista Avellino. Eccoci al calcio, il Palermo lavora per la gara di domenica al Barbera contro il Sassuolo, un big match. Pierozzi in dubbio ma torna Verre. Marco Gullà. La vittoria ottenuta alla Rechi contro la Salernitana ha permesso al Palermo di fare un blitz in zona playoff e di incamerare contestualmente una dose di fiducia in vista del rush finale della regular season. 7 partite alla fine per riscrivere il libro del campionato, a partire da quella di domenica al Barbera contro il Sassuolo. Una sfida particolarmente difficile con i neroverdi che potrebbero addirittura festeggiare la promozione in Serie A entro Pasqua. Il Palermo dal canto suo ci arriva con la consapevolezza di essere inferiore ma di potersela comunque giocare. Pierozzi è in dubbio, le condizioni del calciatore sono da valutare dopo essere uscito dolorante dalla sfida della Rechi. Ai box ancora Gomis ma anche Nicolao e Di Francesco. Rientra però Verre dalla squalifica e Dionisi avrà a disposizione un trequartista di ruolo. Si riapre quindi il ballottaggio a centrocampo con Segre e Ranocchia che scalpitano. Brunori e il Palermo intanto ancora insieme con il capitano che avrebbe siglato un prolungamento fino al 2028. Il Catania blinda la difesa e risale la classifica. Domenica la sfida alla capolista Avellino riaccende l'entusiasmo della tifoseria, divieto di trasferta per i supporter appunto dell'Avellino. Tonino De Mana. 4 vittorie, 4 pareggi e solo 5 gol al passivo. Il segreto della rinascita del Catania sta anche nella difesa, che cresce a vista d'occhio con i numeri che certificano la solidità del reparto arretrato. Dolce musica per le orecchie di Toscano che finalmente può lavorare con serenità, visto che vincere aiuta a vincere. Convinzione e consapevolezza sono le parole d'ordine in casa rossazzurra. Ora si guarda avanti con maggiore fiducia e perché no, con ritrovato entusiasmo. Ripresa degli allenamenti al Cibalino per una settimana che porta dritto dritto alla sfida contro la capolista Avellino, che certamente troverà un ambiente gasato dagli ultimi risultati. Contro gli Irpini, all'andata finì 2-2, tornerà al suo posto Di Gennaro che ha scontato un turno di squalifica, ma soprattutto potrebbe rivedersi inglese, fermo da oltre un mese, trascorso tra la Sicilia e il Veneto per curarsi dall'infortunio. Chiaramente il rientro del bomber pugliese dovrà essere gestito anche in considerazione dell'appendice dei play
playoff. Intanto, il prefetto di Catania, Librizzi, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Avellino. La decisione riguarda tutti i settori dello stadio. È tutto per questa edizione, vi lascio al Focus, oggi in studio con il direttore Cucuzza e il sindaco di Catania Trantino. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.